Noi abbiamo pensato che la paura non potesse essere la motivazione per non fare delle cose, altrimenti che cosa avrebbero dovuto dire i nostri colleghi clinici che su pazienti vivi stavano sperimentando la stessa tensione e lo stesso rischio. Sono state eseguite qui all'Istituto di Anatomia Patologica, in uno dei palazzi più suggestivi della Facoltà di Medicina a Padova, le prime autopsie sui pazienti deceduti per SARS-CoV-2 in Italia. Eravamo tesi perché non sapevamo cosa ci aspettava e sicuramente è stata una sensazione molto particolare che io non avevo mai provato prima, pur avendo fatto tante autopsie. C'era la curiosità, come abbiamo sempre noi patologi, di capire che cosa corrispondeva a livello del corpo umano, quello che i clinici stavano ovviamente descrivendo sul versante clinico. Istituzione storica tra le realtà accademiche più autorevoli, Anatomia Patologica a Padova, riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel campo didattico, ma soprattutto in quello della ricerca. Anche per questo nel marzo di 2 anni fa 3 professori universitari, Cristina Basso, Fiorella Calabrese e Paolo De Tos, hanno deciso di prendere una decisione che andava a controcorrente, ovvero contro il suggerimento dell'OMS di non eseguire l'autopsia sui corpi delle vittime decedute a causa del Covid perché ritenute troppo pericolose. Abbiamo fatto una scelta diversa, che è stata elaborare un protocollo di sicurezza interno all'azienda e poi dimostrare, e pubblicando i dati, che autopsie su pazienti Covid si potevano fare in base a questi protocolli in assoluta sicurezza. Ed è quello che abbiamo fatto. Questa nostra scelta ha poi fatto modificare nel tempo la policy del Ministero, che ha poi reso attuabili su tutto il territorio nazionale questo tipo di indagini. E ovviamente questo non è il lavoro di un unico patologo, qui abbiamo coinvolto un team di patologi e anche qui l'importante è di fare rete, è importante metterli assieme a casi studiati da altri centri per fare numero e per dare delle risposte più celermente. Aver chiarito in modo più dettagliato la tipologia di alterazioni polmonari che si osservavano, e questo è stato un elemento importante a cui ha contribuito molto Fiorella Calabrese. Un secondo elemento che è stato molto contribuito da Cristina Basso è aver chiarito quali erano le alterazioni cardiovascolari e su questo comprendiamo anche questo tema delle trombosi, che sono dati che hanno poi modificato l'approccio terapeutico. Inoltre, un altro elemento importante è aver compreso che si trattava di una malattia sistemica, che il virus comunque si localizzava in modo diverso in qualunque organo dei pazienti affetti da malattia e purtroppo deceduti per la malattia da Covid.